Amanti del calcio a 5, della Serie A femminile di calcio a 5, benvenuti nel palazzetto dello sport di Altamura di Viale Padre Pio per seguire con noi la gara valida per la giornata numero 19 del campionato di Serie A femminile, che vede opposte le padrone di casa della Soccer Altamura alle venete dell'Audace Verona calcio a 5. La terzultima giornata di la quartultima giornata di questa regular season, Altamura già certa della qualificazione ai playoff per lo scudetto, e questa sera attende di conoscere il percorso nella Final 8 di Coppa Italia. Percorso di Final 8 che sarà sorteggiato all'interno della partita che sarà trasmessa in diretta da Sky Sport tra Falconara e Bitonto. Final 8 che, lo ricordiamo, andrà in scena il prossimo mese di aprile, con la finale prevista per domenica 12 aprile. L'11 sarà invece dedicato alle semifinali e il 9 sarà la giornata inaugurale con le 4 gare dei quarti di finale, ma questa sera se ne saprà sicuramente di più. Audace Verona invece, diversamente dalla squadra altamurana, che va a caccia di punti per mantenere la categoria. Attualmente le veronesi hanno un vantaggio che comunque potrebbe risultare decisivo nei confronti della formazione ultima in classifica, quella delle pescaresi del Montesilvano. Tutto pronto per le foto di rito. Nel frattempo noi diamo un'occhiata alle formazioni a disposizione dei due tecnici. Partiamo per dovere di ospitalità dalla formazione dell'Audace Verona, che vede accanto al tecnico in panchina Andrea Rossi le due portiere che saranno con il numero 1 Marta Verdù, spagnola, e con il numero 27 Lucia Zardini. Giocatrici di movimento con il numero 3 Luana Novaes Putou, brasiliana, con il numero 7 Chiara Persano, con il numero 9 Melissa Barban, con il numero 10 Veronica Brutti, con il numero 11 Eleonora Zandonà, con il 14 Federica Ficetto, con il numero 21 Greta Maretti, con il 26 Natasha Barban, con il 77 l'altra brasiliana Luana Tosetto Evelyn. E vediamo che il tecnico ospite ha già deciso quello che sarà il quintetto di partenza. Verdù tra i pali. Le nostre ragazze alla vittoria, facciamo sentire tutti i palavicini con le mani. Poi Putou con il numero 3, Evelyn con il 77, con il numero 21 Greta Maretti, con il numero 9 Melissa Barban. Risponde la formazione della Soccer Altamura tra i pali Antea Polloni con il numero 66, giocatrici di movimento con il numero 7 la capitano spagnola Corinne Pascual, davanti a lei in posizione di pivot per la croata Tomislava Matjevic, e le due laterali sono le due brasiliane Pereira con il numero 14 Cincia Pereira, con il numero 77 Vanessa Pereira. Tra un attimo daremo un'occhiata anche alla panchina altamurana, squadra biancorossa che nel primo tempo attacca da destra verso sinistra, seguendo la partita dalla postazione in cui siamo alloggiati all'interno del palazzetto della città murgiana. Altamura che quest'oggi si schiera con una maglia nera e pantaloncini e calzettoni rossi. Attaccherà invece da sinistra verso destra l'Audace Verona in tradizionale casacca giallo-blu, quelli che sono i colori anche araldici della città di Verona. Vi dovevamo la panchina altamurana con il numero 17 Chiara Piccolini e con il numero 23 Francesca Valente sono le altre due portiere. Poi con il numero 3 Martina Tereschi, con il numero 4 Angelica Cataldo, con il numero 11 Mariangela Pezzolla, con il numero 15 Claudia Kubacek. C'è intanto la prima parata della Polloni che si rifugia in calcio d'angolo su una battuta dalla distanza.
panchina completata dall'unica altamurana del gruppo con il numero 28 Miriana Papangelo. Battuta da calcio d'angolo per l'Audace, lo schema che non si chiude, palla che si perde oltre la linea di fondo. A dirigere la gara saranno una coppia di arbitri capitolini, Angelo Bottini di Roma 1, e intanto il primo gol della squadra altamurana, il taglio dalla destra della numero 14 Cinzia Pereira, e corregge in rete dopo appena 55 secondi Tomislava Matievic. Equilibrio che è durato meno di un minuto, Altamura subito avanti con la correzione sotto misura di Matievic sul tiro cross di Cinzia Pereira dalla destra, la giocatrice croata pronta all'appuntamento per la correzione che vale il vantaggio della squadra padrone di casa. Dicevamo i due arbitri, Angelo Bottini di Roma 1 e Luca Paverani di Roma 2, il cronoman, e invece intanto una clamorosa traversa sempre della squadra altamurana, questa volta è stata Vanessa Pereira con una botta da 30 metri. Francesco Chimenti, il cronometrista della sezione di Bari. Un avvio che sembrava particolarmente aggressivo delle veronesi, che hanno passato quasi interamente il primo minuto nella metà campo altamurana. Al primo ribaltamento di fronte Altamura è andata avanti, al secondo c'è stata una clamorosa traversa colpita da Vanessa Pereira ed è ancora la squadra pugliese che cerca di andare adesso ad allungare il margine di vantaggio. Questa volta Matievic non si intende con le compagne, il gioco riprende con il pallone a beneficio della squadra scaligera. C'è la numero 77 Evelyn che scambia con una compagna, con il suo tiro cross neutralizzato da Antea Polloni senza troppi problemi. Può ripartire la Pasquale che appoggia Vanessa Pereira in avanti, cerca la Matievic senza trovarla. E allora ripartono le ospiti. Evelyn cerca guai e li trova, il 2-0 porta la firma di Vanessa Pereira. 2-0, segna con la maglia numero 77 Vanessa Pereira. Vanessa, non mi sento. Vanessa Appena 2 minuti e 29 secondi giocati nel primo tempo e già 2-0 per la Soccer Altamura sull'Audace Verona. Determinante Vanessa Pereira, pronta a capitalizzare un'azione difensiva rischiosa della sua connazionale Evelyn. Per la Soccer già doppio vantaggio. Ricordiamo che anche nella gara di andata le altamurane di fatto istradarono il match con un primo tempo di grande sostanza chiuso sullo 0-5 e poi nella ripresa un contestuale calo di tensione da parte delle altamurane e una determinazione più feroce delle veronesi, desiderose comunque di ben figurare, portò al risultato finale di 5-8, che ha costituito un ulteriore mattoncino per la qualificazione della Soccer verso i playoff per lo scudetto. Squadra altamurana che in questo momento è sesta in classifica. Per la verità attende anche di conoscere intanto il lancio in avanti per Matievic che non controlla, attende anche di conoscere l'esito del ricorso
di 2 settimane fa della partita persa in casa del CMB. Ma a prescindere dall'esito del ricorso, Altamura ha bisogno di ritrovarsi dopo 2 sconfitte consecutive sul campo. Certo, l'Audace non costituisce probabilmente l'avversario peggiore da affrontare in questa situazione, ma si tratta comunque di una compagine che, non avendo ancora raggiunto l'obiettivo della salvezza, è scesa in Puglia sicuramente per vendere molto cara la pelle. Kubacek intanto, appena entrata in campo, chiama in causa Vanessa Pereira, poi non si chiude la trama offensiva delle altamurane perché Pezzolla non ha chiuso, ma la rimessa laterale è ancora per le baresi. Kubacek, la spinta evidente ai suoi danni da parte di Evelyn. Kubacek rimette in moto l'azione di Vanessa Pereira, che ha avuto un'occasione al momento del raddoppio e non se l'è lasciata sfuggire. Recupera Evelyn intanto, ma solo per un momento, palla in offensiva dalle parti della Polloni. Vanessa Pereira chiama in causa il capitano Pasquale, che scambia con la Kubacek. Ancora la giocatrice polacca dà un'occhiata alle compagne, poi è lei a scendere dopo aver scambiato con la Pasquale, con la punta del piede mette in corner Evelyn. E quindi questa volta il calcio d'angolo sarà per le altamurane dall'out di destra. Pasquale cercava Vanessa, pallone che giunge alla giocatrice brasiliana. In ogni caso poi è Pezzolla, passaggio che rischia di mettere in movimento il contropiede veronese. Anche un contatto tra la Kubacek e la numero 9 Melissa Barban. Nulla di grave per la giocatrice ospite. Nel frattempo la Pasquale lascia il pallone in fallo laterale, immediatamente correttamente restituito dalle ospiti. Riparte Kubacek, marca la linea mediana del campo, poi il suo tentativo di cross finisce addirittura col colpire il tecnico ospite Andrea Rossi. E la rimessa è ancora per l'Altamura con Cinzia Pereira. Pezzolla chiama in causa Pasquale, poi Kubacek. C'è un fischio? C'è un fischio che però non si capisce da dove sia partito. Nessuno dei due arbitri dice di aver fischiato, anche meno il cronometrista. Vabbè, si riparte dopo questo intermezzo inusuale. Nel frattempo se ne sono andati i primi 5 minuti di gioco e ribadiamo il parziale qui da Altamura. Soccer Altamura avanti 2-0 sull'Audace Verona. Sono le ospiti che scendono con Evelyn. Buono il taglio che cerca e trova la Barban. Anzi era la numero 26 Natasha Barban. Il suo pallone in mezzo però è stato neutralizzato davanti a Polloni. Fiorella Soccer che cerca di venire fuori. Matievic, lo scambio con una compagna, la croata tiene la palla in gioco, dà verso Pezzolla che però preferisce lasciare verso Kubacek. Prova ad andarsene Kubacek, conquista una rimessa laterale ad altezza della tre quarti destra. Pezzolla alla battuta e praticamente un tiro in porta. Che però si spegne parecchio lontano dalla porta difesa dalla Verdù.
controllo con il petto approssimativo questa volta per Cynthia Pereira, che però perlomeno riesce a fermare il lancio verso la numero 9 Melissa Barban. Ancora Barban in proiezione offensiva, Cynthia Pereira ancora una volta riesce a fermarla, non riesce però ad organizzare la ripartenza. Il gioco riprenderà con la rimessa in favore delle ospiti. La battuta di prima intenzione neutralizzata dalla difesa altamurana, poi Kubacek porta la palla a spasso anche pericolosamente. Altamura viene fuori con una bella azione che si sviluppa sulla destra, il diagonale di Cynthia Pereira viene respinto. Un fallo laterale ancora dalla Barban, abile a chiudere da una situazione complicata. Le altamurane sono venute fuori. Intanto la battuta di prima intenzione della Pezzolla termina alta sulla traversa. Lancio in avanti troppo lungo, Polloni recupera, fa ripartire la Kubacek, scambia con la Pasquale, prova ad andarsene da sola la Kubacek, poi al momento di accentrarsi è fermata da una delle sorelle Barban. La rimessa è assegnata all'Audace Verona. Le due sorelle Barban, in realtà più che sorelle sono gemelle, nate il 26 maggio del 2002, quindi ormai prossimi a compiere i 24 anni. Giocatrici dalla chiara provenienza veneta. Ed è proprio l'Audace Verona che riprende il gioco con questa rimessa laterale. Verdon, pallone praticamente incontrollabile per Melissa Barban. Ed è allora la Soccer Altamura che può ripartire con Pasquale, pallone in avanti per la Matievic, indietro ancora verso la capitano spagnola, poi Pereira, la palla dentro, geniale per il 3-0. Ad opera ancora di una Pereira, questa volta è Cynthia. Segna il nostro capitano Corina Pasquale. Il 3-0 quindi per la Soccer Altamura, messo a segno dopo 7 minuti e 26 secondi da Cynthia Pereira, che ha messo in rete a portavuota dopo un assist geniale della Pasquale. Tutto pronto per la ripresa del gioco qui nel palazzetto dello sport di Altamura. Si riparte dal 3-0 in favore della Soccer Altamura sull'Audace Verona. Spingiamo le nostre ragazze verso la vittoria al ritmo del tamburo, tutto il Pallavicini con le mani. Risultato maturato per effetto delle reti della Matjevic, di Vanessa Pereira e di Cynthia Pereira.
Provano a ripartire le veronesi. La palla indietro verso il portiere Verdú. Quello che voleva essere probabilmente un lancio verso la capitana Putova è diventato quasi un tiro, che è comunque passato abbastanza al lato della porta difesa da Antea Polloni. Viene fuori ancora la Pereira, intanto si tratta di Sincia, si ferma, resiste a 2 cariche, supera la terza avversaria da indietro verso Pasquale, poi l'altra Pereira, Vanessa, di nuovo la capitano che riceve e tocca indietro poi verso Antea Polloni, molto vicina alla linea mediana del campo la giocatrice altamurana, schierata chiaramente tra i pali. Nel frattempo la rimessa ancora per la squadra di casa. Vanessa in avanti, lo stop di petto di Matievic, appoggio indietro ancora verso Pasquale. Molto dinamica la capitana altamurana, protagonista in occasione della terza rete con una bella azione personale conclusa con un assist pregevole di esterno destro. Ancora la Pasquale, fa viaggiare Vanessa Pereira, che però lascia perdere il pallone in una zona dove ci sono solo giocatrici veronesi. Sugli sviluppi del gioco la palla termina in fallo laterale, la rimessa ancora per la squadra di casa con Vanessa Pereira. Scambia con Pasquale, palla che non passa, buona la difesa di Verona, che adesso prova anche la proiezione offensiva con Brutti. Anzi era Natasha Barban. Riparte ancora la squadra ospite con Evelyn. Ottimo il suo intervento difensivo, l'apertura sulla destra per Natasha Barban, contrata con successo in fallo laterale dalla Pasquale. Ancora Evelyn per Melissa Barban, il lancio che cercava la gemella si perde però oltre la linea di fondo. Parecchi cambi volanti tra le due squadre in questa fase. Per l'Altamura torna dentro la Kubacek al posto della Matievic. Vanessa Pereira cerca la Pasquale, anticipata dall'ottima uscita della Barban. Altamura che però torna in possesso di palla. Kubacek scambia con Pasquale, l'apertura per Vanessa Pereira, anzi Sincia, fermata in fallo laterale. Chiama in causa adesso la numero 11 Pezzol. Chiudono ancora bene le veronesi in fallo laterale, mentre stiamo per scollinare la metà del primo tempo, che infatti passa proprio adesso. Soccer Altamura avanti 3-0 sull'Audace Verona. La conclusione radente di Vanessa Pereira muore pochi decimetri oltre il secondo palo, dentro la zandona tra le veronesi. È proprio lei che riceve questo lancio, no? C'è l'anticipo di Vanessa Pereira. Altamura che riparte rapidamente, ancora Vanessa, taglia per Kubacek, il dribbling, il sinistro, palla leggermente troppo alta. Altamura vicino al 4-0, 10 secondi e 18 centesimi, di 10 minuti e 18 secondi, scusate. Squadra pugliese che lascia in alcuni frangenti anche l'iniziativa alla formazione ospite per poi ripartire con folate improvvise. Certo che la differenza di velocità, ma più che velocità come caratteristica nella corsa, è proprio la velocità di pensiero quella che sta facendo la differenza in questo primo tempo.
primo tempo in cui abbiamo visto un Audace Verona molto volenteroso, però una Soccer Altamura che in effetti ha creato molto di più. Pallone intanto recuperato dalle ospiti, c'è questo diagonale di Melissa Barban che non riesce a chiudere sul primo palo. E riparte la squadra di casa. Altamura che in avvio di azione non sembra particolarmente veloce, poi è come se ad un certo punto nella manovra scattasse qualcosa. E da quel momento fino al tiro la palla viaggia molto più velocemente, lasciando poca possibilità di intervento alla difesa ospite. La rimessa laterale intanto ancora in favore dell'Audace Verona. Il pallone verso Melissa Barban, poi la Zandona poggia indietro sulla Verdun. Ancora la Barban, ma chiude su di lei come un lucchetto a doppia mandata. Corinne Pasquale, la palla termina oltre la linea di fondo. È proprio Pasquale che fa ripartire l'azione altamurana. L'accelerazione della Kubacek, il diagonale è deviato in maniera opportuna, anche se pericolosa in prima battuta, da Putou. Solo calcio d'angolo per la Soccer Altamura in questa circostanza. Kubacek cerca Vanessa Pereira, buono il controllo, il diagonale. Ci mette il tacco la numero 11 Zandona e la palla termina oltre la linea laterale. Battuta per la Pasquale, non chiude lei abbastanza questa volta. E prova a ripartire la Zandona adesso per l'Audace Verona. Chiama in causa Natasha Barban. Adesso è Putovo che gestisce la palla, pallone che in qualche modo passa dai piedi della Ficeto, poi Barban, l'uscita a valanga della Polloni fa rimpallare la sfera ancora sui piedi della Barban, palla che termina quindi oltre il fondo. La rimessa sarà per la Soccer Altamura. Kubacek, Matievic indietro, ancora per Kubacek, di nuovo Matievic, Kubacek, ancora la giocatrice polacca, chiama Vanessa Pereira, l'assist, Matievic questa volta è fermata dall'intervento della Verdun, poi è suo l'ultimo tocco. Ancora un'occasione per il 4-0 per la Soccer. Questa veramente colossale, ancora su un servizio in diagonale della Pasquale, molto simile al 3-0. Riparte Verona, anticipa la Polloni e il contatto tra il viso della Polloni e spero una mano della Putou. Spero una mano perché se fosse stato un ginocchio a colpire il portiere altamurano sarebbero problemi seri. Si tocca il naso la Polloni. Che adesso sembra riaversi. Sì, evidentemente è stata colpita da un colpo sicuramente fortuito con la mano da parte della giocatrice avversaria. Recupera ancora l'Audace, il pallone però verso la Ficeto non è esatto. Mattia Polloni che nel corso del girone di andata ha subito un duro colpo al volto in occasione della trasferta a Cagliari. E
per diverse settimane ha dovuto giocare con una maschera protettiva. Intanto quinto di movimento per la formazione ospite che manda in campo Greta Maretti. In posizione di ala destra praticamente Greta Maretti, altissima, lungo l'outro di destra, adesso riceve, gira indietro verso Puttò, ancora Maretti, prova col sinistro, palla che si perde oltre la traversa, rapido il cambio, non rapido abbastanza, Vanessa ha quasi beffato la Verdù, salvata da un intervento quanto mai opportuno di una compagna appostata sul palo. Si trattava di Evelyn. Evelyn che con questo salvataggio fa pari e patta con qualche responsabilità che ha avuto in occasione del raddoppio della squadra di casa. Al di là di quella distrazione però è stata una delle giocatrici migliori in campo per il Verona finora. È cercata questa palla della Barban però un po' troppo profonda. La Polloni lancia verso Cinzia Pereira che prova di prima intenzione a beffare la Verdù in uscita. Pallone però non colpito sufficientemente bene dalla giocatrice brasiliana. Ripartono ancora le ospiti con l'azione travolgente di Evelyn, fermata a stento dalla difesa altamorana che adesso riparte. Matievic 3 contro 2, Matievic per Vanessa Pereira, la Verdù ci mette una mano e salva in angolo. Calcio d'angolo per la squadra di casa. Evidentemente è particolarmente laboriose le operazioni di recupero del pallone che adesso viene messo dentro per il gol del 4-0 e il tocco vincente di Cinzia Pereira, doppietta per lei. 4-0 per la Soccer Altamura, segna con la maglia numero 14 Cinzia Sulla battuta del calcio d'angolo c'è stato un tocco, se non abbiamo visto male, della Matievic e poi l'intervento in posizione centrale di Cinzia Pereira per il gol del 4-0, doppietta personale per la brasiliana, autrice della terza e della quarta marcatura per la Soccer Altamura, che a poco più di 5 minuti dall'intervallo conduce 4-0. Insiste con il quinto di movimento la formazione ospite. Maretti per Puttò. Azione che si sviluppa con le due Barban lungo l'outro di sinistra. Poi il ritorno indietro da Evelyn. Ancora Puttò per Evelyn. Melissa Barban, di nuovo per Evelyn. Puttò. Maretti dentro per Melissa Barban che arriva bene sul pallone ma non riesce purtroppo per lei a controllarlo e cominciano gli ultimi 5 minuti del primo tempo. Matievic ha il problema di girarsi, lo fa, ma c'è la grande risposta di Marta Verdù che dice no all'occasione della quinta rete per la Soccer Altamura. Altamurane che in occasione dell'ultima gara interna contro la Lazio erano avanti per 3-1, intanto ci prova la Pasquale, erano avanti per 3-1, poi l'infortunio che sembrava terribile, poi per fortuna così non è stato. Intanto Vanessa Pereira chiede una deviazione
che viene accordata, quindi corner per l'Altamura. Dicevamo, l'infortunio della Matjevic destabilizzò le compagne, che finirono col subire una rimonta incredibile. Negli ultimi 10 minuti Vanessa Pereira questa volta alza la mira. Provano a venire su le veronesi. Pezzolla respinge in fallo laterale. Barban prova ad andare lungo l'out di sinistra, ma non riesce a tenere la palla in gioco. Pasquale per Vanessa Pereira, che ha ricevuto la Sincia, cerca ancora la Pasquale e alla fine è proprio Vanessa che tocca per ultima la rimessa laterale in favore dell'Audace Verona. C'è da dire che stiamo vedendo una Corinne Pasquale particolarmente determinata in zona offensiva. Si vede che la giocatrice spagnola ci tiene in maniera particolare ad andare a segno contro la connazionale Verdù, mentre comincia il quartultimo minuto del primo tempo. Verona che insiste con il quinto di movimento. E in effetti Altamura non è mai riuscita a capitalizzare eventuali imprecisioni, si complica di nuovo la vita. Evelyn che questa volta salva in fallo laterale, rapida la battuta, Vanessa fermata dall'intervento ispirata e addirittura il contropiede con la Barban, la traversa, dice no alla rete del 4-1. Molto brava Barban a scattare in contropiede, anche ad aggirare l'uscita della Polloni. La traversa le ha detto no. Rapidamente dall'altra parte Kubacek, Vanessa Pereira si libera per liberare il destro, ma la palla è larga. Momento particolarmente avvincente. Prima la palla gol per la prima rete veronese, poi la risposta altamurana, ancora la palla verso Evelyn, il controllo di testa però favorisce la Kubacek, che riesce anche a domare il pallone di ritorno. Poi Pezzolla in mezzo, dove fa buona guardia la Zandona. Ancora Pezzolla, dietro verso Kubacek. Sincia Pereira, Matjevic, Sincia riesce in qualche modo a controllare il pallone, lo gira sulla Kubacek, Pezzolla, lo scambio, la palla buona per Sincia, Pezzolla e la palla in rete per il 5-0. 2:32 all'intervallo, 5-0 per la Soccer Altamura. Azione sullo stretto questa volta per la Soccer Altamura. Con l'ultimo tocco, quello vincente di Maria Grazia Pezzolla. La Verdù ha cercato di opporsi con un ultimo intervento disperato, quasi con la spalla, riuscita probabilmente anche a deviare il pallone, che però ha finito la sua corsa in rete. Polloni si lamenta di un intervento duro da parte della Ficeto.
Soccer che con una vittoria intanto il pallone è recuperato dalla Matievic, riesce però a salvare lo Zandonà con la punta del piede, servendo la Verdù. Matievic però recupera anche questa, il dribbling, Matievic, l'appoggio, Vanessa Matievic, e c'è il 6-0 della Soccer Altamura. Doppietta anche per la Matievic, seconda doppietta per l'Altamura dopo quella di Sincho Pereira. Anche la giocatrice croata mette il suo nome a referto per la seconda volta. E Altamura che viaggia in vantaggio per 6-0 quando mancano 90 secondi all'intervallo, e l'Audace Verona comunque caparbiamente, anche coraggiosamente, prova a riproporsi in avanti, sempre con la quinta di movimento in campo, la Maretti, Barban per Puttò, Maretti, lascia la Puttò, da questi alla Ficeto, sempre Puttò in regia, poi scambia con Zandonà, comincia intanto l'ultimo minuto prima dell'intervallo. Maretti si è spostata lungo l'altro di sinistra, occhio che la porta è vuota, ma sbaglia completamente il tiro questa volta Vanessa Pereira, tradita forse dalla foga di vedere la porta avversaria completamente sguarnita, e insistono le ospiti a caccia di quello che in questo momento sarebbe il gol della bandiera, ma chiaramente la speranza in chiave Scaligero è che diventi il primo gol di una rimonta che in questo momento magari sembra quasi diciamo molto molto complicata, però nello sport non si può mai dire. Peraltro le altamurane non sembrano avere molta volontà di tirare i remi in barca. Kubacek, contrastata con successo dalla Barban in fallo laterale. Ancora 10 secondi prima della sirena. Avversari, il pallone verso Vanessa Pereira, ma non c'è più tempo. Si chiude qui il primo tempo, vede la Soccer Altamura andare al riposo, avanti per 6-0 sull'Audace Verona. Ci risentiamo fra una decina di minuti per le emozioni del secondo tempo.
da Luigi Minini, ben ritrovati dopo l'intervallo per seguire il secondo tempo della gara valida per la giornata numero 19 del campionato di Serie A femminile di calcio a 5 che vede la Soccer Altamura affrontare l'Audace Verona. 6-0 in favore delle altamurane il punteggio all'intervallo per effetto delle doppiette di Matievic e Sincia Pereira e le reti di Vanessa e Pezzolla, per una supremazia che nel primo tempo è apparsa abbastanza evidente nonostante le veronesi si siano segnalate per un approccio perlomeno incoraggiante. Probabilmente non è questa la partita in cui l'Audace deve andare in cerca dei punti che dovranno permetterle di mantenere la categoria, però quella veronese, anche se lo svantaggio è piuttosto pesante, non ci è sembrata una squadra allo sbando, non ci è sembrata una squadra depressa, per cui nelle ultime 3 giornate la sensazione è che le ragazze di coach Andrea Rossi abbiano ancora la loro da dire in questa corsa per la salvezza. Vediamo intanto come si sviluppa l'azione in questo secondo tempo. Pallone a cercare la Puttov, chiusa dall'altro capitano, dall'altamurana Pasquale. Apre sulla destra per Vanessa Pereira, l'opposizione di Natasha Barban. È comunque preziosa e spedisce il pallone in fallo laterale. La rimessa ancora per la squadra di casa. Tentativo di Pasquale, rimpallato oltre la linea laterale. Vanessa Pereira adesso sul pallone. Sono le veronesi che scendono con Maretti. La palla per Barban, poi Puttov per l'altra Barban, Melissa, ancora Melissa che può avanzare, cerca la gemella Natasha, buona alla chiusura difensiva delle altamurane. Sono le due Pereira che combinano, adesso è Vanessa che ha ricevuto e ha servito la Matievic, poi Pasquale, Sincia Pereira, l'intervento della numero 27 Lucia Zardini. Evita che la palla finisca in rete e ancora Zardini che ci mette le mani su questa conclusione forte e precisa di Vanessa Pereira direttamente da calcio d'angolo. La giovanissima seconda portiere della formazione ospite, giocatrice del 2007. E ancora la Zardini che in tuffo dice no a Vanessa Pereira, ancora Vanessa. Pasquale, poi prova Matievic, conclusione che però passa parecchio lontana dai pali della porta difesa dalla Zardini. Molto buono l'ingresso in campo del seconda portiere del Verona. Intanto adesso il contropiede e c'è il gol, la rete segnata da Melissa Barban che ha battuto di prima intenzione sull'uscita della Polloni, sorprendendo il portiere altamurano. Prima rete quindi anche per la formazione veronese. 17 minuti e 49 secondi ancora da giocare. Melissa Barban apre le marcature anche per l'Audace Verona, punteggio che adesso vede Altamura avanti per 6-1. Pasquale, Pereira, scambiano le due Pereira, adesso è Sincia che chiama Pasquale, poi Vanessa. Il controllo con la suola, la palla girata ancora verso la capitana spagnola Matievic, anche lei chiamata in causa in questa azione lunghissima delle altamurane.
cambio di gioco che serve ancora la Pasquale, poi Pereira per Vanessa e l'intervento a spedire in fallo laterale di Natasha Barban. Lo avevamo detto in apertura di secondo tempo, l'Audace Verona, anche se sotto per 6-0, non ci era parsa una squadra allo sbando, e infatti dopo le belle parate della Zardini, 3 nel giro di un minuto, alla prima occasione l'Audace ha anche messo a segno la rete che ha sbloccato lo 0. Maretti, il dribbling a rientrare, poi arriva la Matjevic, Sincia Pereira, lancia Polloni, Matjevic non aggancia e Zardini può intervenire senza difficoltà. Riparte Vanessa Barban che chiede aiuto ad Evelyn. Puttò adesso il diagonale e ha rischiato di deviare la palla nella sua porta la Pasquale. Alla fine l'Altamura se la cava con un calcio d'angolo. La palla in mezzo, messa fuori dalle altamurane che conquistano anche la rimessa. Una delle cose che ci è piaciuto dell'Audace Verona è che dallo 0-0 al 6-0, adesso sul 6-1, la squadra non ha mai cambiato atteggiamento. Ha sempre cercato di dare il massimo delle sue possibilità. Pezzolla intanto e finisce per terra una giocatrice ospite, inciampata praticamente sul pallone crossato dalla Pezzolla. Credo sia no, è la numero 21 Maretti. Sembra fortunatamente nulla di grave per lei, solo una leggera contusione ad una spalla. La battuta di prima intenzione di Vanessa e la rimessa laterale ancora per le veronesi. Che si fanno avanti adesso ancora con Melissa Barban, poi Maretti che riceve, prova ad agire lungo l'outro di sinistra, c'è la sovrapposizione premiata di Melissa Barban, devia in calcio d'angolo Vanessa Pereira. Ancora corner per le ospiti. La palla indietro per Maretti, la sua battuta che termina alta. Verona che cerca con convinzione la rete del 6-2. Altamura sembra però pronta a punire Pezzolla, la palla in mezzo, Matjevic apre il compasso ma non riesce a domare quel pallone, servito mezzo passo troppo arretrato rispetto alla sua posizione. E l'Audace prova adesso a reimpostare mentre se ne sono andati i primi 5 minuti del secondo tempo. Una bella progressione della 77 Evelyn. Si chiude con un altro corner in favore delle ospiti. Quasi un tiro diretto a rete, ci mette il piedone Antea Polloni che respinge in fallo laterale. La battuta della Maretti, forte, probabilmente anche ben indirizzata verso la porta, ma rimpallata ancora in fallo laterale. Maretti di nuovo. La conclusione questa volta troppo stretta sul primo palo. Richiamata a riposare la Matjevic, intanto nell'Altamura in panchina. Ricordiamo, stante ancora, mentre c'è una giocatrice contusa,
Cerchiamo di capire di chi si tratta. È una delle veronesi. E addirittura vediamo i sanitari, probabilmente un problema alla caviglia. Speriamo non si tratti chiaramente di nulla di grave. Il gioco intanto può riprendere perché la giocatrice ospite è fuori dal campo. Naturalmente continueremo a controllare de visu quello che sta succedendo a bordo campo. Ancora una giocatrice veronese intanto per terra, questa volta Evelyn. Decisamente un momento poco fortunato per la formazione ospite. E infatti i sanitari questa volta cambiano il soggetto del loro intervento, chiamata questa volta anche la dottoressa della società altamurana. Mani sul viso per Evelyn. L'impressione è che si tratti anche in questo caso di un problema alla caviglia o forse ginocchio. No, è la caviglia destra che infatti viene trattata con lo spray. Giocatrice che riesce a rialzarsi, probabilmente ha bisogno di aiuto infatti per essere portata fuori. La situazione non ci sembra gravissima, però sicuramente molto molto dolorosa. Mentre probabilmente la giocatrice del piccolo incidente precedente era la Puttou, che però vediamo regolarmente in campo, quindi nulla di grave. Così come mi sembra di poter tranquillizzare chi ci segue da casa, anche se dolorante alla caviglia, anche la giocatrice Evelyn non sembra ha riportato un infortunio particolarmente grave. Naturalmente ci auguriamo di rivederla in campo prestissimo, magari già nel proseguo di questa partita. Gioco che può intanto riprendere regolarmente. Pezzolla, il dribbling avventuroso, poi la palla che filtra per la rete ancora di Cincha Pereira e siamo 7-1. 7-1 per la Soccer Altamura. Segna con la maglia numero 14 Cinzia E dopo 6 minuti e 5 secondi nel corso della seconda frazione di gioco, la terza rete di una scatenata Cincha Pereira porta la Soccer Altamura sul 7-1. Pronta la reazione delle veronesi, la palla è ancora in gioco, viene fuori però la Kubacek, sarà mai in contropiede la Kubacek, 1 contro 4 però, e alla fine è fermata dalla Ficeto. Barban cerca una compagna ma trova la Pasquale che scambia con la Kubacek. Ed è proprio la giocatrice polacca che adesso può far ripartire l'azione altamurana. Vanessa ancora per Kubacek, il diagonale, l'ottima risposta in tuffo del portiere ospite Zardini. Ancora una parata molto molto pregevole della 18enne giocatrice veronese. Intanto Vanessa lascia la Matievic
chiama in casa la Pasquale, poi la Kubacek. Di nuovo Matjevic, il controllo, il tiro deviato in calcio d'angolo. La rimessa per la squadra di casa, il gioco riprenderà con questo corner battuto dalla destra da Vanessa Pereira. Vediamo qual è lo schema. La palla per la girata, di prima intenzione alla Matjevic, respinta. Si riparte allora dalla Pasquale. La respinta sul tiro della Matjevic è stata della Ficeto. Vanessa per Kubacek, ancora per la brasiliana. Matjevic, Kubacek, Vanessa Pereira prova ad andare in dribbling, in qualche modo passa, poi c'è la Pasquale che riceve il diagonale. Ficetto ancora ci mette opportunamente il piede, spedisce oltre la linea laterale. Padroni di casa che riprendono la battuta dall'auto di destra. Vanessa Pereira questa volta ci mette il tacco. Melissa Barbano che ribatte in fallo laterale. Pallone che non passa, prova ad andarsene in contropiede la Zandona, fermata dalle altamurane. Kubacek chiama allora la Pasquale che cerca la Matjevic, l'uscita con i pugni della Zardini, respinge in fallo laterale. Pasquale fermata, può ripartire la Ficeto, poi Zandona contrastata con successo da Vanessa Pereira. Sempre Zandona sul pallone, chiama in causa Chiara Persiano, però non riesce a trovare compagne pronte a ricevere il suo tentativo di verticalizzazione. Vanessa Pereira, poi Matjevic che ha scambiato. Vanessa ci prova, Matjevic non arriva in tempo per la correzione sulla palla che era stata portata avanti dalla Pezzol. Zandona, Ficeto, ancora Ficeto, la Zandona è libera, Ficeto va da sola e Polloni para in due tempi. Conclusione forte ma non abbastanza da creare problemi a quella che è la terza portiere della nazionale italiana. Pereira in avanti, Pezzol, il diagonale che non inquadra lo specchio della porta. Nessun problema per la Zardini questa volta. Partono le ospiti, la palla in mezzo, ha rischiato l'autorete, poi Zandona, questa volta Pereira che prima aveva rischiato l'autorete riesce a contrastare senza troppi rischi. Un colpo di tacco invece rischioso, ma c'è il contropiede e Vanessa Pereira anzi cincia questa volta, non inquadra lo specchio della porta. Altamura come un cobra che due volte ha rischiato di capitolare e poi ha avuto un'occasione particolarmente ghiotta per l'8-1. Ma Verona è incredibile, la grinta di queste ragazze non sembra assolutamente voler capitolare. Vanessa, la palla dentro, Pezzola e questa volta la palla in rete per l'8-1.
doppietta anche per la Pezzolla, che si unisce alla doppietta della Matijevic, alla tripletta di Cynthia Pereira e alla rete di Vanessa. Dall'altra parte Barban, c'è time out intanto. Tutto il Palapicini, facciamoci sentire, facciamolo tremare, tutti insieme, con le mani! Tutto pronto per la ripresa del gioco, 10 minuti al termine, 8-1 per la Soccer Altamura sull'Audace Verona. Nel frattempo le veronesi provano a riproporsi a caccia del secondo gol. Viene fuori però la Kubacek, che lungo l'outer di sinistra adesso si ferma e dà indietro alla Pasquale. Il capitano ragiona, scambia con Vanessa Pereira, anzi Cynthia. Kubacek se ne va, è fermata in fallo laterale dalla persiana. Cynthia Pereira per la Kubacek, la girata di prima intenzione che si stampa sul palo. Questa volta la Zardini era stata sorpresa, come lei un po' tutto il palazzetto. Davvero pregevole la girata della Kubacek, palla che ha colpito il palo pieno. Altamura avvicina addirittura al 9-1, Zardini porta la palla lei avanti col sinistro, serve la Barban, la porta è vuota, la Zardini recupera ancora sul tentativo della Kubacek, Zandonà tiene la palla in gioco, prova a far tutto da sola. E poi il triangolo con Natasha Barban non si chiude, riparte Altamura, Kubacek, la palla è buona ma deve aver perso il passo la Kubacek, sembrava perfetto il suo timing sul pallone quando ha di fatto frenato la sua rincorsa. E allora ripartono le veronesi con la Zandonà. Buona la giocata di Natasha Barban, che però è fermata dall'uscita perfettamente a tempo di Antea Polloni. Kubacek, le finte, non abbocca la persiana, allora la Kubacek si poggia sulla Pasquale, ancora Kubacek, controllo con la suola, chiama in causa la Pezzolla, di nuovo la giocatrice polacca. Cynthia Pereira, il pressing della Zandonà su di lei, si poggia sulla Pezzolla, allora di nuovo Cynthia, Kubacek con l'esterno, cerca la Pezzolla, la palla è ancora buona per la polacca, però Pezzolla adesso cercata, trovata, manca il dribbling, riesce comunque a conquistare il fallo laterale. Pezzolla sul pallone, tocca per Kubacek, il diagonale pericolosissimo, opportuno l'intervento della Zandonà che ha anticipato la Pasquale, pronta a ribadire in rete praticamente da mezzo metro. Melissa Barban, Zandonà, diagonale corto. Pallone che termina la corsa sul fondo prima del primo palo. Ma la panchina altamorana, che oggi
guidata dal secondo Mauro Gadaleta al posto dello squalificato Tassielli, che credo rientri domenica prossima. Non sembra voler concedere minutaggio alle ragazze della panchina altamurana, perlomeno alle ragazze più giovani. Altamura che continua quindi a far ruotare le giocatrici più esperte della prima squadra. Ricordiamo questa sera all'interno della trasmissione della partita tra Falconara e Bitonto, trasmessa in diretta da Sky Sport, ci sarà il sorteggio dei quarti di finale del Final 8 di Coppa Italia, Coppa in programma dall'8 al 12 aprile. E l'Altamura è una delle squadre coinvolte che quindi sicuramente questa sera sarà davanti al televisore per seguire la definizione di quello che sarà il percorso verso un sogno che hanno le giocatrici altamurane. Pereira, la palla in qualche modo filtra, Pereira ancora, brava Lazzardini. Ancora Pereira, mette fuori Pasqual, forte ma non preciso. Decisiva Lazzardini sul tiro a colpo sicuro della Pereira, sull'assist della Matievic. Ci ha fatto davvero una buona impressione la giovane portiera veronese Pereira, e ancora Lazzardini dice no, addirittura col piede. L'intervento che nel calcio 30-40 anni fa sarebbe stato definito una parata alla Garella, giusto per restare in un nome caro ai veronesi, ma c'è il gol ancora della Pereira, si tratta di Vanessa per il 9-1. E doppietta anche per Vanessa Pereira quando da poco è cominciato il sest'ultimo minuto di gara. 9-1 per la Soccer Altamura sull'Audace Verona. Matievic fuori di un soffio. Mentre forse la panchina sta per alzarsi qualcuna delle ragazze più giovani per l'Altamura. Mi sembra di riconoscere proprio l'altamurana Miriana Papangelo. Vanessa cerca Matievic, Zardini ci mette i pugni e spedisce in fallo laterale. No, è la Kubacek che entra. Scambia con la Pasquale. Kubacek. Siamo negli ultimi 5 minuti di gara. La sensazione è che le altamurane non siano ancora paghe e vogliano la doppia cifra. Kubacek, il suo diagonale. La Ficeto salva ma rischia di beffare la Zardini, palla che termina veramente ad un palmo dal palo. In calcio d'angolo. E questa volta, diversamente da quanto hanno fatto, credo almeno fino all'8-1, le veronesi sembrano rassegnate.
squadra veronese, ripeto, per almeno 3/4 di gara, a prescindere da quello che è stato il punteggio che adesso viene arrotondato ancora da Vanessa Pereira. 10-1 per la Sorte Altamura, segna ancora lei con il numero 77, Vanessa Tripletta anche per Vanessa Pereira, quindi 2 triplette per l'Altamura di Sincia e di Vanessa Pereira, 2 doppiette di Matievic e Pezzollo. Il gol di Melissa Barban per l'Audace Verona quando mancano 4 minuti e 13. Il punteggio vede l'Altamura avanti per 10-1. E a giudicare con la foga con cui viene rimessa questa palla, la Soccer non sembra voler tirare i remi in barca. Audace comunque prova a fare il possibile per rendere il passivo il meno amaro possibile. Qui c'è un pallone però lanciato in avanti, forse un po' alla cieca dalla Persiano. Può ripartire la Kubacek, che ha ricevuto da Sincia Pereira. Se ne va la Kubacek, il diagonale, Zardini ci mette la mano e salva in calcio d'angolo. Pasquale, Sincia Pereira, riceve ancora la Pasquale dalla Pezzolla, a cui restituisce il pallone. Pezzolla è poi fermata dalla Barban, se ne va Melissa Barban, velocissima, la palla in mezzo, ma la Pasquale salva in calcio d'angolo. Chiudendo sulla bella iniziativa di Melissa Barban. Autrice del gol della squadra veronese. C'è questa conclusione in diagonale, doppio tentativo, può ripartire la Pezzolla, 1 contro 1, sembra volersi fermare, no, va in dribbling, Pezzolla traversa, secondo tentativo che si perde fuori. Seconda traversa per le altamurane nel primo tempo, anche una per le veronesi. Barban, anzi era Zandona fermata. Kubacek prova ancora da sola, si ferma e poi c'è l'intervento falloso della Barban. Cade male la Kubacek, ma l'intervento della Barban non mi sembrava cattivo. Pasquale indietro verso Polloni. Kubacek ancora indietro verso la Pezzolla, di nuovo Kubacek, Pezzolla può andarsene, poi serve Sincia Pereira, la palla di ritorno è corta, chiude molto bene Melissa Barban che prova ad avviare il contropiede, resiste al ritorno di Vanessa e può dare il là all'azione portata avanti da Putto. Poi Zandona è chiusa dalla Pezzolla che anziché servire la Kubacek ha cercato di dare indietro, pallone in fallo laterale. Meno di 2 minuti al termine, solo 112 secondi. La palla in avanti, il controllo di Matievic che poi cerca tra 2 avversarie di andarsene, non ce la fa, c'è la Zandona il sinistro, rimpallato, secondo tentativo,
Zandona riesce a servire una compagna e c'è il gol del Putto, che a 1,35 dal termine porta Verona a quota 2. ...95 secondi alla fine, seconda rete quindi per l'Audace Verona, punteggio che adesso vede la Soccer Altamura avanti per 10-2. E l'abbiamo detto, non era forse questa la partita in cui le veronesi potevano ambire a conquistare punti utili in chiave salvezza, però il fatto stesso che siano rimaste in campo fino alle ultime battute con buona presenza di spirito è un buon segnale. Pasquale intanto mette ancora in ambascia la difesa ospite, c'è rimessa laterale per l'Altamura. 10-2, credo che comunque sia il successo stagionale più largo per le altamurane e quindi il successo più netto della loro storia in Serie A, visto che la Soccer Altamura è una neopromossa assoluta al suo primo campionato di Serie A, e con la vittoria di oggi il sesto posto in classifica sembra ormai blindato. Le altamurane possono solo sperare di migliorarlo in vista poi dei playoff. La palla intanto buona per la Pasquale, molto brava ancora Lazzardini che resta in piedi. Palla in avanti, Matievic forse spinta, tutto regolare per l'arbitro. Zandona indietro per la Putto, ancora verso Zandona ma c'è Matievic che poggia sulla Polloni. Ultimi 20 secondi, Pasquale non sembra voler affondare adesso. E infatti porta la palla a spasso. 8 secondi dal momento in cui si riprenderà il gioco. Torna alla vittoria la Soccer Altamura a spese dell'Audace Verona. C'è questo tentativo a metà fra un tiro e un lancio verso Matievic, ancora 4 secondi prima della sirena di fine partita. Contiamo tutti insieme gli ultimi 4 secondi di partita. Ma ormai il risultato è acquisito. Finisce qui. La Soccer Altamura batte 10-2 l'Audace Verona. Reti veronesi di Melissa Barban e Puttou per la squadra altamurana. 3 reti a testa per Cincia Pereira e Vanessa Pereira, doppiette per Maria Grazia Pezzolla e Tomislava Matievic. Finisce 10-2 da Luigi Minini, grazie per l'attenzione. L'appuntamento è per la prossima gara interna della Soccer Altamura in occasione della penultima giornata di regular season.